Da piazza Vittorio Emanuele a piazza Pirandello, tutti in marcia stamani contro la mafia e per la legalità. Anche quest'anno l'amministrazione ha promosso, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci del 92, una marcia per le vie della città. Il concentramento è partito stamani alle 9:30 dal Palazzo della Prefettura. Il corteo si è snodato poi da piazza Vittorio Emanuele lungo via Atenea, dove è stata prevista una sosta di fronte al Palazzo di Piazza Gallo per ricordare il giudice Rivatino. Poi raggiungere piazza Pirandello, dove di fronte al Palazzo di Città è stato allestito il palco per gli interventi di rito. È una giornata nella quale noi dovremmo fare memoria e nello stesso tempo anche pregare, fare memoria di tutte queste persone che hanno dato la vita per la nostra terra. Io richiamerei, così come in un libro della Bibbia, ecco, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, sono state persone giuste perché hanno con la loro vita testimoniato i valori della vita, della giustizia, della solidarietà, i valori, e questo a prescindere che fossero credenti o non credenti, hanno creduto nell'uomo, hanno creduto nei valori che sorreggono la vita umana, e cioè la libertà, la giustizia, la solidarietà, la fraternità, e per questo hanno dato la vita. Allora fare memoria è doveroso ed è giusto, perché prendendo esempio da queste persone la nostra terra possa riscattarsi, ecco, da ancora altre forme di mafia, di violenza, di sopraffazione che si annidano forse in maniera forse meno manifesta ma un po' più occulta, ma che ancora perdura e persiste, che impedisce a questa nostra terra, ecco, di svilupparsi così come è giusto ed è doveroso. Quindi onore a questi caduti per la nostra terra, che io chiamo il sangue dei giusti. Oggi siamo presenti qui per dire ancora no alle mafie e a tutto il mondo che circonda questo fenomeno che rifiutiamo. Noi studenti diciamo no alle mafie anche secondo queste manifestazioni pubbliche, manifestazioni che devo dire presenti molta componente studentesca, le autorità, la consulta studentesca, davvero veramente una bellissima iniziativa, una bellissima giornata. Questo è un momento di ripartenza, un momento di inizio. I ragazzi finalmente, o meglio le scuole finalmente stanno partendo con una giusta sensibilizzazione su un tema che è molto vicino a tutti noi, studenti, genitori, tutti quanti. C'è il tema dell'illegalità, della mafia, della criminalità organizzata, tema che storicamente ha sempre colpito le nostre terre ed è arrivato forse anche adesso il momento di prendere in mano la situazione e portare avanti le nostre idee, le idee giuste, quelle di giustizia, libertà, il poter esprimere le proprie idee in un momento storico in cui comunque vediamo che anche c'è un'evoluzione della criminalità, e quindi è giusto analizzare, far conoscere ai ragazzi le nuove forme di criminalità, e quindi è giusto oggi la marcia partecipare tutti insieme e gridare tutti quanti contro la mafia.